Autostart in movimento per la settima corsa, il centrale del Super Frustino, i cavalli migliori portati dai propri guidatori, con l'1 Zuid Africa J-Bay, 2 Viller, 3 Viola Trio, 5 Zanzibar Wise S in seconda fila, 7 Uragano 3B, 8 Tinto, 9 Timone K, 10 Virginia Griff, favorita la scuderia con Virginia Griff e Zanzibar Wise S. Autostart che entra in dirittura. Problemi per Tinto. Si parte con la velocità da parte di Viola Trio che va al comando, all'esterno Zanzibar Wise S. Marco Stefani guarda Federico Esposito, all'esterno insiste Zanzibar Wise che va all'attacco di Viola Trio e passa dopo 100 metri in vantaggio Zanzibar Wise S nei confronti di Viola Trio, poi Zuid Africa J-Bay, ancora Viller a precedere Timone e K, all'esterno subito Virginia Griff, chiude in coda Uragano 3B, 13-8 la spesa iniziale da parte di Federico Esposito e Zanzibar Wise S per andare al comando, risale Virginia Griff, parata però da Timone K, il quale si scopre all'esterno, seconda la corda è sempre Viola Trio a precedere Zuid Africa J-Bay, poi in terza pariglia esterna c'è Uragano 3B con Enrico Bellei, chiude in coda Viller, 45-1 per i 600 iniziali, è riuscito a prendere in mano abbastanza Federico Esposito che ora prova a portarli a spasso, Timone K all'esterno, Viola Trio lungo i birilli, Zuid Africa chiusa terza in corda, in pariglia c'è Virginia Griff a precedere Uragano 3B, 14-6 davanti alle tribune, 59-7 la metà gara, in vantaggio Zanzibar Wise, all'esterno Timone K, lungo la corda è sempre Viola Trio in uno schema che non tende a variare e non varierà fino a quando Enrico Bellei o Alessandro Gocciadoro faranno la mossa in terza ruota, la curva passata ancora in 14-9, 1-14-6 il primo chilometro, Zanzibar Wise S in vantaggio nei confronti di Viola Trio, sembra volersi scoprire ora Virginia Griff, Timone K che continua la pressione, si porta al salchi di Zanzibar Wise, la dritto opposta passata in 14, Zanzibar Wise K nei confronti di Viola Trio, poi Virginia Griff e Uragano 3B che provano a farla arrivo, la mossa da parte di Virginia Griff che va a lato di Timone K, Zanzibar Wise intanto scappa lungo la corda, c'è Viola Trio, la curva passata in 14-4, in vantaggio Zanzibar Wise S, prova ad arrivare Virginia Griff, i due di Gocciadoro, Zanzibar in vantaggio, Virginia che arriva, Zanzibar che si difende da Virginia Griff che insiste all'esterno, i due apparigliati sul palo, Virginia Griff probabilmente mette una narice davanti a Zanzibar Wise S, ma la foto è stretta, 28,5 la chiusa, le ha provate tutte Federico Esposito, ma Alessandro Gocciadoro è arrivato a velocità doppia, Zanzibar Wise che si difende lungo la corda, Virginia che arriva sul palo, è proprio il 10 di Virginia Griff che vince, Alessandro Gocciadoro, Federico Esposito è al secondo con Zanzibar Wise S, al terzo Enrico Bellei con Uragano 3B, quarto Roberto Vecchione con il suo Timone K, i 10 punti vanno ad Alessandro Gocciadoro, quale però era indietro in classifica, va a salire a 13 punti Alessandro Gocciadoro, Federico Esposito sale a 14 con il secondo posto e gli è avanti in classifica, Enrico Bellei che con il terzo si porta a 14. Punti importanti anche per Enrico Bellei, aspettiamo ovviamente il verdetto anche della giuria per eventuali appiedamenti. Sicuro Santomollo in finale, potrebbero essere Federico Esposito e poi anche Marco Stefani è andato forse a punti con il quinto posto, c'è fotografia per il quinto con Zuid Africa all'esterno di Viola Trio. Sono molto vicini i due, questa fotografia probabilmente ci dirà chi è il terzo finalista. Il successo però di questo centrale è di Virginia Griff e di Alessandro Gocciadoro.